Pronti? 1, 2, 3. Buono stavolta il segnale, parte molto bene tutto il secondo nastro. Davanti è Tildemati con all'esterno Numero 4 Gledar, Zimmerman. che passa la rottura di Zimmerman, problemi anche per Valkyrio P che è fuori Numero corsa. 6 Valkyrio P Quindi squalificato. nuovamente in vantaggio questo figlio di Lucky Chucky, cavallo tedesco. Gledar con Antonio Greppi che prende subito un paio di lunghezze di vantaggio su Tildemati, poi 7 di Unica Kajmar, Fettelo P che scavalca Tomé dei Greppi e in coda Vicky Lakshmi. 400 in 29,4 con in vantaggio il cavallo tedesco pedinato da Tildemati, poi cavalli del secondo nastro a partire da Unica Kajmar e Fettelo P, Tomé dei Greppi che precede Vicky Lakshmi, la fila indiana perché l'andatura è notevole, 45,2 i primi 6. Siamo ormai a compimento del primo giro del portacolori della scuderia Stall Online in 1 minuto e 3 decimi. Tildemati comunque lo segue da vicino, poi si sta avvicinando anche Andrea Farolfi con Unica Kajmar, Fettelo P sempre quarto a precedere Tomé dei Greppi e Vicky Lakshmi, ma nessuno accenna a spostare all'esterno, chilometro in 1.15,8, secondo passaggio davanti alle tribune, ora Unica Kajmar accenna a spostare, ma non lo fa ancora in maniera convinta perché il ritmo è ancora notevole, anche la frazione qui davanti alle tribune viene percorsa in 14,7, Tildemati sempre dirigente nella sua scia, davanti a Unica Kajmar, Fettelo P, Tomé dei Greppi e Vicky Lakshmi in coda. Posizioni ormai cristallizzate con Unica Kajmar che ora prova a spostare sul finire della curva, 14,8, Unica Kajmar affianca Tildemati, poi anche Fettelo P cerca di ingabbarsi al largo. Siamo a 450 metri dalla conclusione, sempre in vantaggio l'allievo di Antonio Greppi, con vicino Unica Kajmar, mentre cede Tildemati e tonico anche Fettelo P, gli altri ormai sono lontani, con Gledar che ha ancora una lunghezza di vantaggio su Unica Kajmar e Fettelo P, ultima curva, passata in 13,8 addirittura con Gledar che è nettamente in vantaggio, viene sollecitato da Antonio Greppi, ma è ancora lui, Robert Grandmüller, che viene a colpire un'altra volta e viene a vincere davanti a Unica Kajmar, Fettelo P e Vicky Lakshmi. 28,9 chiudere, 28,6 il penultimo quarto. Notevole l'ultimo giro di questo figlio di Lucky Chucky e Gingel della scuderia Stall Online, Antonio Greppi al doppio in giornata sempre per Robert Grandmüller che ormai ha una media altissima di vittorie per tutte le sue trasferte dalla Germania. È tutto per la giornata di oggi all'ippodromo Arcoveggio, l'appuntamento è per domenica prossima.